Permettetemi anche però di dire, Stefano stava dicendo, sono l'unico candidato, ma non è così scontato. Stefano è oggi l'unico candidato perché la base militante di questo partito a Portoviro ha dimostrato maturità, non cercando lo scontro ma cercando una sintesi e esprimendo quello che poteva essere la migliore figura oggi in grado di rappresentare Fratelli d'Italia a Portoviro. Mi sento anche di ringraziare per dovere di correttezza chi ha in qualche modo contribuito alla nascita di questa nostra realtà che ha sempre dato dei risultati molto importanti. Penso ad esempio, si sa, io non avevo un buon rapporto, però Domenico Laurenti è uno di quelli che ha fatto conoscere Fratelli d'Italia a Portoviro. Poi dobbiamo ringraziare Isabella Borgato. Isabella è la nostra presidente che ha accompagnato questo circolo fino ad oggi. Oggi purtroppo ha dei problemi di salute per cui ha deciso di farsi da parte, ma chiaramente lei rimarrà, per quel che mi riguarda, ma credo anche voi, il nostro presidente onorario. Ogni volta che vorrà qui è casa sua ed è assolutamente la benvenuta. E poi oggi è anche un momento importante perché noi siamo chiamati a breve a un appuntamento importante che riguarda il futuro del nostro comune, le elezioni di Portoviro, ed è giusto che in qualche modo mettiamo da parte un po' tutte quelle che possono essere gli animi che rappresentano oggi Fratelli d'Italia. E lo dobbiamo fare perché con la stessa maturità con cui oggi noi andiamo a indicare Stefano come unico candidato della nostra sezione, dobbiamo dimostrare che i personalismi devono essere superati in nome di un bene più grande, più forte, comune, che è il bene della nostra città, che è il bene di Portoviro. Io sono sicura, questa è una sezione che ha sempre dato tantissimi risultati, ha saputo in qualche modo anche stupire e sono certa stupiremo ancora. Quindi il mio augurio è quello di buon lavoro al nostro Stefano Permunian, che diceva 74esimo congresso. È vero, perché in realtà prima di sapere che ufficializzavano la stagione dei congressi noi ci eravamo in qualche modo auto-organizzati, avevamo fatto una nostra votazione interna e avevamo indicato Stefano. Quindi questo è il tuo congresso bis fatto nel giro di qualche mese, questo però è ufficiale. Ringrazio tutti i militanti che ogni giorno si impegnano, chi più in prima fila, chi più in seconda fila, ma che ci mettono il proprio tempo, la loro passione e anche il loro sacrificio, perché sappiamo che anche oggi essere qua è comunque voler dimostrare che sottraiamo del nostro tempo a questa causa. E in particolar modo voglio ringraziare Mauro Zambon, che è il nostro praticamente responsabile dell'organizzazione, si può dire, oltre che sono peso pesante. Esatto, il nostro pesante Mauro Zambon. Poi abbiamo Alessandro Moccia, Aldo, che insomma ci ha sempre seguito, mi ha seguito da quando avevo, quanti anni avevo, non so. Anche in seguita e anche a volte ripresa più volte, perché gli amici fanno anche questo. Antonello, vedo tutti, Marco Marangoni, Mirko Guarnieri che oggi non c'è. Insomma, scusate se non vi cito tutti, ma ne cito alcuni, quelli con cui chiaramente abbiamo affrontato un po' più di battaglie insieme. Ringrazio anche per l'amministrazione comunale di Portoviro Alessia Tessarin, che è qui presente, che vuole dimostrare appunto la sua vicinanza e il fatto anche che bisogna in qualche modo fare sintesi e fare squadra per riuscire a portare, non dico solo il centrodestra alla guida di Portoviro, ma io dico anche uno dei nostri, uno di Fratelli d'Italia, perché ritengo sia corretto così. Oggi siamo il primo partito di maggioranza, abbiamo secondo me la facoltà legittima di indicare o proporre il nostro candidato. Logicamente deve essere un candidato che non deve avere solo l'etichetta di Fratelli d'Italia, ma deve essere la migliore proposta possibile per questa città.